15 agenti di polizia penitenziaria in servizio al San Pio X sono indagati dalla Procura di Vicenza. L'accusa umiliazioni, percosse, insulti nei confronti di 5 detenuti. Sara Barovieri. Gli episodi, se dimostrati, sarebbero gravissimi. Maltrattamenti, botte, abusi e punizioni ingiustificate su alcuni detenuti del carcere di Vicenza San Pio X. La Procura ha messo sotto inchiesta 15 agenti di polizia penitenziaria con l'accusa di abuso di autorità. Nel 2012, dopo una visita alla struttura, la parlamentare radicale Rita Bernardini parlò di una situazione pesantissima in carcere e di pestaggi. Fece seguito un'ispezione ordinata dal Dipartimento penitenziario. Quindi le denunce dei detenuti, almeno 5, che riferirono di calci, pugni, offese, minacce, celle tenute al buio e senza riscaldamento. Tutto da dimostrare, ci dice al telefono l'avvocato Paolo Mele, difensore di 2 delle guardie carcerarie. Sono del tutto estranei ai fatti che gli vengono contestati. Abbiamo una situazione all'interno delle carceri ormai nota di congestione, di malessere molto diffuso. Nel momento in cui viene presentata una denuncia, ovviamente questa denuncia viene posta al vaglio dell'autorità giudiziaria per stabilire se vi sono elementi effettivamente per un approfondimento. Inizieranno già nei prossimi giorni in procura gli interrogatori degli indagati.